Elezioni regionali, si cominciano a delineare i possibili scenari. Ci sono già i primi accordi, come quello siglato ieri fra lo Scudo Crociato e Rosario Crocetta, in corsa per la guida del governo siciliano. L'UDC ha rotto così gli indugi e ha ufficializzato l'accordo con l'ex sindaco di Gela, uomo del PD, anche se il suo partito non ha ancora sciolto le riserve. La sua per il momento è una candidatura autonoma. I segnali che arrivano però sono positivi. È molto probabile infatti che alla fine il Partito Democratico si stringa attorno al suo europarlamentare, sul quale, come detto, punta deciso il partito di Casini. Con Crocetta abbiamo trovato l'intesa sulla base dei contenuti, ha assicurato il leader dell'UDC in Sicilia Gianpiero D'Alia. Lui, ha aggiunto il senatore, ha apprezzato il nostro programma che ha come obiettivi il risanamento economico, la legalità, la crescita e l'occupazione. Ma questa mossa che lega Crocetta all'UDC rischia di rompere il fronte della sinistra. Italia dei Valori ha messo già le mani avanti. Per bocca del suo segretario regionale Francesco Giambrone, il partito di Di Pietro avrebbe il colpo in canna, la candidatura di Rita Borsellino, a cui starebbe lavorando il sindaco di Palermo. E rispetto a questo nuovo scenario i finiani si sono posti al centro. Fabio Granata sarebbe disposto a tirarsi fuori proprio per abbracciare il progetto Crocetta, così come Carmelo Briguglio. Invece Livio Marocco ha confessato di guardare con interesse a Gianfranco Miccichè, leader di Grande Sud, ormai ad un passo dall'annuncio ufficiale di essere il candidato anche del PDL di Alfano. E lo stesso Miccichè in queste ore sta lavorando per chiudere l'accordo con il listone di Innocenzo Leontini e Rudy Maira. E sul fronte delle candidature lavori in corso in casa dell'MPS, il nuovo punto di riferimento dell'ex presidente della regione Lombardo, e novità in arrivo dal settore della Chiesa. In prima linea il sacerdote palermitano padre Felice Lupo, promotore della lista che correrà alle prossime elezioni. L'idea è destinata a fare discutere. La messa, ha chiarito Don Lupo, non diventerà un comizio. Il movimento si chiama Uomini Nuovi per una società di uguali e partecipi, e intanto quasi tutti i parlamentari agrigentini uscenti sono pronti a ricandidarsi. Si tratta di Giacomo Di Benedetto, Giovanni Panepinto e Giuseppe Marinello per il PD, Roberto Di Mauro per l'MPA, Luigi Gentile per il FLI, Michele Cimino per Grande Sud e Nino Bosco per il PDL. Poi spunta qualche nome nuovo, come quello del sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, e del consigliere provinciale Riccardo Gallo, fondatore del Patto per il Territorio di Agrigento.